Ragazzi, buongiorno, l'estate è tornata, guardate qua che bello, guardate qua che meraviglia, la sta pure il Gennarino, il mio gabbiano. Voglio, i friarielli stanno quasi finendo e io voglio fare questo rustico della rosticceria napoletana, salsicce e friarielli, un po' di scamorza, un po' di ricotta salata grattugiata, farina, acqua e lievito, sale, zucchero e uovo e un po' di olio. Volete fare pure voi? Piede, carta e penna. 100 g di farina 00 e 250-300 ml di acqua con 10 g di lievito di birra fresco e iniziamo a mescolare. Un uovo, 10 g di zucchero e un po' di olio. In realtà ce ne potete mettere 10 grammi, io ci ho messo a occhio. Quando l'impasto, vedete, ha raggiunto questa consistenza, ci buttiamo 10 grammi di sale e continuiamo a impastare. Adesso togliamolo dalla ciotola, un po' di farina sul piano di lavoro e lo continuiamo a lavorare. Ecco qua, vedete ragazzi, è venuto un bel impasto morbido morbido. Lo prendiamo un bel mattarello e lo stendiamo. Questo me l'ha regalato la mia amica Alessandra Fontana. Sapete che c'è scritta la coppa? Camarone da compagno. Vieni. Salsicce e friarielli. Ecco qua, vedete? Ve li sistemate così, tutto, anche il bordo, ad sta un friariello e un salsiccia, così, vedete? Così viene bello pieno. Noi a Napoli questo qua lo chiamiamo il casatiello, salsiccia e friariello, perché a Napoli tutto quello che arravugliamo lo chiamiamo casatiello. Ragazzi, questa è scamorza, voi potete mettere la provola, potete mettere qualsiasi formaggio volete. Io lo metto anche nei bordi, vedete? Vedete, sto facendo una sequenza, perché se lo mettiamo così, man mano che lo arrotoliamo, in ogni fettina troviamo un po' di scamorza filante. Iniziamo ad arrotolare, proprio come si facesse un casatiello. Ecco qua, così. Guardate, lo sto chiudendo, dopo lo mettiamo nel ruoto. Guardate, sguallariate bene l'ultimo pezzo del casatiello salsicce e friarielli, ci ficcate anche dentro questo qua così, vedete? Ecco qua. Ragazzi, ora lo mettiamo nel ruoto, gli facciamo fare un paio di ore di sonno nel forno spento fino a che non raddoppia di volume. Facciamoci un giro d'olio sopra, così non si scrosta, non si secca. Ci vediamo fra un paio di ore. Accendetevi il forno a 180 gradi per 40 minuti ogni tanto e la da un occhio. Eccolo qua ragazzi, è pronto. E che profumo! Tuppa mariscia, la vita sono amica. Oh! Ragazzi, se questo casatiello, salsiccia e friariello vi piace pure a voi, scrivete a me nei commenti.